Si chiamava Pasquale Schempri, un anziano agrigentino non vedente. Forse non tutti ricordano la triste vicenda che ha visto l'uomo protagonista di un caso ancora non del tutto risolto, che ha fatto arrivare ad Agrigento un inviato del programma Le Iene, tanto è stato infatti lo scalpore creato. Stiamo parlando del tentativo di estorsione subito da Schempri, tentativo contestato alle sorelle Francesca e Concetta Picone, per questo condannate rispettivamente a 4 anni e 1 anno e 8 mesi di reclusione. La notte scorsa Pasquale Schempri è deceduto, una morte per la quale assieme ai familiari ha manifestato il proprio rammarico il noto avvocato Salvatore Pennica, difensore dello scomparso. Mentre a Roma si discute, sostiene il penalista agrigentino, Sagundo viene spugnata. Pennica si rammarica vedendo una vittima di tentata estorsione morire senza soldi perché le imputate Francesca e Concetta Picone non hanno pagato la provvisionale di 10.000 euro in suo favore, nonostante i suoi solleciti e nonostante una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato. Dicevamo di una triste vicenda che ha interessato Pasquale Schempri, che con la sua morte intanto riaccende i riflettori sull'essere disabile oggi, in una società incapace di comprendere ancora il valore di una persona disabile, come appunto lo era Pasquale Schempri, un essere umano praticamente non rispettato come tale. L'avvocato Pennica si è rivolto anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per indurre l'avvocato Francesca Picone a pagare quanto dovuto allo scomparso. I diversamente abili, dice Salvatore Pennica, hanno sempre ragione e se qualcuno pensa che la morte estingua i debiti dei soggetti abili, anche questa volta ha fatto male i conti.